Stamattina abbiamo dato inizio alle giornate FAI d'autunno che ci impegneranno oggi e domani a Porto Empedocle, Realmonte e Siculiana. Abbiamo dato il contributo anche delle scuole, quindi sia la scuola di Porto Empedocle sia la scuola Garibaldi, con la presenza di apprendisti ciceroni. Sono le giornate FAI giovani, infatti grazie ai giovani della nostra delegazione è stato possibile restituire a queste cittadine dei beni assolutamente importanti e che segnano la storia di questi luoghi. Siamo abbastanza soddisfatti, una giornata calda che ha registrato una buona presenza di visitatori. Soddisfatto di questa prima giornata delle giornate FAI d'autunno realizzate dal FAI Giovani. Oggi grande movimento in piazza perché ritorniamo finalmente in piazza. Dopo 2 anni di pandemia riusciamo a stare in mezzo alla gente, a far conoscere questo grande patrimonio storico-artistico e paesaggistico, ma parliamo di ambiente, parliamo anche di diritti umani, ricordando la mostra Genesi che abbiamo ottenuto qui ad Agrigento. Oggi sono stato in giro, sono stato a vedere tutti i siti, da Porto Empedocle, la stazione, il progetto che stiamo realizzando e poi ancora con la Fondazione FS e poi quindi con la Colimbetra, e poi sono stato anche al castello, a Siculiana, all'inaugurazione della mostra, quindi ovunque ho trovato giovani preparati e ovunque ho trovato grande partecipazione, e poi sono stato anche alla Scala dei Turchi, luogo a noi caro per il lavoro che abbiamo fatto con il premio paesaggio, lotta all'abusivismo e paesaggio e legalità. Questa mattina le giornate FAI d'autunno nei comuni di Porto Empedocle, Realmonte e Siculiana. Già a quest'ora si registrano buoni numeri e buone affluenze, siamo fiduciosi di queste 2 giornate e siamo contenti di mostrare a tutta la comunità questi beni. Vi aspettiamo numerosi.